Oggi parliamo di tatuaggi e tatuatori. Bisogna per forza essere in uno studio per fare un tatuaggio? È consigliato, l'importante è che ci sia un ambiente a norma dove l'ASL è andata a fare dei controlli e abbia abilitato il locale all'esercizio di quel tipo di attività. Come riconosciamo un tatuatore valido? Guardando i lavori, lo storico che ha, bisogna riuscire a capire se il tratto è pulito, le linee sono pulite, i riempimenti sono uniformi. In più, se abbiamo la fortuna di vedere dei lavori eseguiti da quel tatuatore direttamente dal vivo, meglio ancora, perché capiamo anche nel tempo quanto resta stabile il colore e il tatuaggio. Certo. Un tatuaggio che va avanti nel tempo con un inchiostro molto visibile. È un tatuaggio di qualità. Lì vuol dire che il tatuatore è stato professionale, che ha lavorato bene, però vuol dire anche che tu l'hai curato bene. Ma se tu l'hai curato male, quel tatuaggio lì si rovinerà molto velocemente. Per curare bene un tatuaggio bisogna seguire di sicuro le indicazioni date dal tatuatore. Quindi dopo un paio d'ore si rimuove la copertura, si lava il tatuaggio con acqua tiepida, sapone neutro, asciugare tamponando con dello Scottex, far respirare per qualche minuto e applicare una pomata. Questa cosa va fatta per 2-3 settimane, 4-5 volte al giorno. Solo nella prima settimana deve essere sicuramente mantenuto pulito, sempre idratato, niente sole, mare, piscina o pelo di animali domestici piuttosto che polvere e niente sfregamenti. E questo era il consiglio del giorno in 90 secondi.